Buonasera a tutti. Questa è una cosa di oggi, di 28 di maggio 2020 Kimbe. Bene, bene, bene. Oggi è come si presenta Sadie, i dimo la diretto, io che impara su una figura, ma poi la qui di Fulmanna, ecco, questa è la situazione oggi in bici. Le si vede su quello completamente libero, perché non guarda che scampiano, sai, impara niente, ma pacca roba, quindi insomma di deve promettere una bella die. Ecco, questa è la situazione poi allargata, namuso che nel campo Pullman. I dimori da non era su Staravallo, ecco, lo Staravallo non era che sanno che era già Curziana, infatti viene da Sasunne che abbiamo scampo libero, lo le prendo. Poi dopo comincia a calcolare un pacchi spalazza a Sassese, ma poi torna a calcolare. Pacca roba, non è che costa adesso tutto, 27 gradi temperatura massima, 16 gradi temperatura minima. I dimus Crasa Amuso 28 gradi, temperatura massima, 6 gradi, temperatura minima, meso calcolato, prodotto da die. Bene, cominciamo su Rannova, sammento che sul 31 beste appunto visite di ecografie serologiche e tiroidee, 31 di maggio e supponi ambulatorio. Bene. E dimos una cosa che è brincata dalla terapia degli anteri è scusto, comunicazione di avvio di procedimento finalizzato alla posizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica utilità. Oggetto: procedura espropriativa preordinata all'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi letto 1 interventi di mitigazione del rischio idraulico nella città di Olbia e nel comune di Bitti. Capo, eccetera, eccetera. Avviso, i sottoscritti, eccetera, eccetera, medesimo decreto di occupazione temporanea dei beni interessati. E quindi vamolo. Nel comune di Bitti, aree ricadenti nel comune di Bitti, interessate dalla procedura di esproprio e o di occupazione temporanea sono seguenti: Doned Salvatore, foglio 70 mappale 311 e così via, 312, Doned Giovanna, poi Doned Giuseppe, eccetera, eccetera, insomma, binnata a uno trabello, ma proprio veramente tanto. Pilas Maria Antonietta, De Lugo Maria Rosa fu Sebastiano, De Lugo Salvatore fu Sebastiano, eccetera, eccetera. Tanta occupazione estemporanea la maggior parte, non dico di poi a Terero Cocco Maddalena, a Porla Lucia Veneranda, Caso Ruio Angela di Bacchisio, Manno Francesco, Manno Giovanna, Burrai Pitali Giovanna, eccetera, 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 tanto. Poi bollo pubblico e bollo leghitese a discasso. Bene, 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 bene. Responsabile del procedimento ingegnera Camilla Ciccerone, che scusa chi ha presentato il progetto in visti. Bene, andiamo da innanzi, sarei protettori dell'isola, il primo forum regionale nel parco di Teppilora, Torpè, giorni di confronto e visioni condivise, luoghi protetti, visioni aperte è il titolo del primo forum regionale delle aree protette della Sardegna che si svolgerà giovedì e venerdì. L'appuntamento, ideato dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e ospitato dal Parco di Teppilora, sarà l'occasione per confrontarsi e condividere le buone pratiche di gestione delle più importanti realtà ambientali dell'isola. La 2 giorni di lavoro coinvolgerà le rappresentanze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
le strutture regionali, assessorato eccetera eccetera e così via, il corpo forestale, l'agenzia Forestas, le delegazioni dei parchi nazionali sardi e tutta una serie, i sindaci dei comuni interessati e così via. Bene, bene, bene. Questo lo ha che in torpe. Prevenzione del tumore al colon retto in Nugolo, sanità, parte il nuovo screening gratuito organizzato dalla ASL Barbaricina, un'ulteriore occasione per rafforzare ancora di più la campagna di prevenzione del tumore al colon retto, lo sottolinea la dottoressa Roberta Bonsu, direttrice della struttura Prevenzione Promozione della Salute Aziendale dal 2023, data della ripartenza dello screening del colon retto. A oggi ha già visto l'adesione di oltre 14.000 persone, test di primo livello. Di queste, 1.000.000 hanno proseguito con gli accertamenti necessari, seguiti dai medici e infermieri della struttura di endoscopia digestiva del presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro, nell'ottica di una presa in carico sistematica, così come previsto da percorsi di screening oncologici organizzati. Diciamo quindi, tipo caso uno le scoperto problema, lo piccano in carico. Sozio Nugoreso, 10 anni di attività tra ricerca storica e canto a tenore. Il percorso del gruppo di giovani tra dischi, libri, poesie in limba e docufilm. Un gruppo che ha fatto cultura, che fa cultura in Nugoro. Operatori sanitari in rivolta, assumeteci, provincia monta la protesta degli OS contro i cantieri. Non arreta di un millimetro la battaglia degli idonei al concorso per operatori sociosanitari ARES, bandito nel 2022 e terminato solamente lo scorso anno. A salire sulle barricate gli ultimi 165 candidati di Nuoro e provincia che da tempo aspettano una chiamata dalla SL3. In questo periodo di campagna elettorale, a oltre 2 anni dall'incontro con l'assessore al lavoro Manca e l'ex IG Cannas, è deludente constatare che tutto ciò che è stato detto sulla stampa, in TV e sul social non corrisponda alla verità. Tuonano gli idonei non assunti. Per la prima volta, cioè la prima volta delle aree protette, forum regionale Custose, su Torpè, che abbiamo già dato, il parco dette pilota. Costi alti, addio allo stadio in erba. In Nugo, questo è il stadio di Nugo, una svolta epocale per uno degli impianti simbolo del calcio isolano. Pare che il campo in erba che bitti in Nugolo lo eliminano e biaccano un campo in erba sintetica commente insosatelo locolo. Cori sardi dal vivo per la gioia degli irlandesi. Viaggio desiderio esaudito, cioè praticamente William Brown e sua moglie Erine Ennac, coppia di irlandesi appassionata di musica etnica, sono arrivati in Sardegna con un sogno preciso: scoprire da vicino il canto a tenore, antica tradizione vocale sarda riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. In Irlanda, raccontano, è ancora possibile trovare nei pub e nei locali nei locali musicisti che suonano e cantano le antiche melodie tradizionali. Erano quindi convinti che anche in Sardegna bastasse recarsi nei centri storici per ascoltare dal vivo questa forma di canto ancestrale. La realtà però si è rivelata diversa.
I tenori non si esibiscono più con regolarità nei locali, più facile ascoltarli durante le feste e le manifestazioni. Tumori al colon, via alla prevenzione, un'iniziativa rivolta a donne e uomini tra 50 e 69 anni. L'abbiamo già letto l'articolo fa qua che di Satiro Giornale. Come mostriamo, abbitate la fotografia, la spalla eolica viene mostrata in un chilo oscuro, è una terra deserta, e quindi questo è su demonio nuovo, insomma, e invece arriva l'energia, arriva invece su Ranzelu liberatore nuovo, e cioè la centrale nucleare che infatti a vedere in un campo verde, bello è florito, è bello è verde, e che in un chelo invece è biaito, invece che è scuro. Ecco, questa è una campagna che è già cominciata, poi non sa che ingollire sul nucleare e metta probabilmente già pur le scorie che già bisogna depositate. Salvini sì ai mini monolocali, Todd no ad alloggi loculo. Il ministro contro la regione sul salva casa. La replica rispetti l'autonomia. Salvini riaca sul fatto suo da pedere. Il testo della norma è stato approvato in commissione e approderà in aula a metà giugno. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha scritto una lettera all'appresentatore dove chiede un recepimento il più possibile e ampio del decreto salva casa. La legge regionale mantiene inalterate le misure minime di abitabilità per i monolocali, non riconoscendo le novità introdotte dal decreto. Salvini fa riferimento alla metratura minima dei monolocali che nella legge nazionale è scesa a 20 metri quadrati e la legge regionale prevede invece 28 metri quadrati. Auspico, conclude il ministro, che la regione possa garantire la piena operatività di queste innovazioni legislative anche sul territorio regionale. I nostri uffici sono a disposizione e potete occorrere vostre a disposizione. Salvini, ma dirata a mantenere su questa via la bozzatura. L'isola del futuro vola in Canada, 7 start-up sarde tra le protagoniste di Web Summit di Vancouver. Ne siamo scontenti, la Zori, Sardegna Ricerche, qui nascono le soluzioni per cambiare il mondo. Bene, ne siamo veramente mannino. 7 start-up selezionate da Sardegna Ricerche sono protagoniste al Web Summit Vancouver 2025, uno degli eventi tecnologici più prestigiosi al mondo, in programma fino al 30 maggio al Vancouver Convention Center. Bene. Webinar per ingegneri, nell'ambito dell'offerta formativa 2025-26 dedicata alla pubblica amministrazione. Ecco questa, pubblica amministrazione. La scuola di formazione OIC presenta un webinar gratuito per approfondire strumenti, percorsi e opportunità rivolti ai tecnici e funzionari degli enti pubblici. L'appuntamento è previsto per domani alle 12 alla piattaforma Zoom e offrirà uno spazio interattivo con domande e confronto finale. Però è solo poi ingegneri. Affitti brevi, il TAR boccia la stretta sugli check-in a distanza, cioè praticamente questo che si identificano a distanza e anche mandano la documento eccetera eccetera, è il valido posto aereo, poi non può essere valido posto affitti brevi e poi li danno la combinazione può avere la cassettiera di nome più non sa scraglia. Stop all'alloggio
all'obbligo di identificazione in presenza introdotto dal Viminale. Il TAR del Lazio boccia la stretta sugli key-box e pulsantiere per i gestori di affitti brevi. Si torna indietro, ma per le associazioni di ricettività extraalberghiera stavolta si fa un deciso passo in avanti. La circolare del Ministero dell'Interno del novembre scorso, che introduceva l'obbligo di riconoscimento fisico del viso degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi, è annullata e ora l'AIGAB, l'organizzazione di categoria degli affittuari a breve termine, annuncia contatti con il governo per mettere a disposizione il KNOV allo scopo di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie da remoto utilizzate, dimostrando, dicono, il nostro ruolo a supporto delle istituzioni. Ok, in commissione al salvacasa, mai scontro con il ministro Salvini. Norme non adeguate alla mia legge. Vabbè, se tu alla legge adeguati tu, no? C'è problema a base. Noi siete entrando. Rete oncologica, troppi buchi. La Sardegna agli ultimi posti. Non inviati i dati 2024 sugli screening. Isola quintultima nel 2023. Animali sanitari. Peggio della Sardegna solo Molise, Calabria, Marche e Basilicata. L'isola finisce in fondo alla classifica nazionale in fatto di rete oncologica, ovvero il sistema delle cure antitumorali. A certificare l'efficienza è l'AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il report somma i numeri del 2023 su ricoveri, mobilità, tempi di attesa e prossimità dei presidi in cui ricevere diagnosi e trattamenti, ma sul 2024 la prova è ugualmente da dimenticare. La Sardegna, al pari della Calabria, sta ancora provvedendo a inviare i dati sugli screening, cioè quindi figurati se a puntualità. Il 17% dei sardi rinuncia alle cure e la medicina del territorio fa flop. Lista d'attesa e povertà, aumenta la percentuale di chi si arrende e praticamente manco si curata. Sono aumentati i sardi che rinunciano alle cure perché le liste di attesa sono troppo lunghe, perché è complicato in genere raggiungere il traguardo di una visita specialistica o di un esame diagnostico, perché la gente non ha i soldi sufficienti per farli a pagamento, perché molti paesi sono lontani dai luoghi della salute e le case della salute e gli ospedali di comunità. Politica italiana, decreto sicurezza incassa la fiducia tra le polemiche. Manifestazione davanti a Montecitorio, la battaglia continua. Questo decreto sicurezza possa manifestazione è veramente una norma fascista e restrittiva delle libertà. Parimo in Russia praticamente non si potete manifestare pronuncia. Contro il provvedimento si levano anche le voci dell'opposizione. Con questo testo andiamo in direzione di uno Stato repressivo, denuncia il leader M5 Stelle Poteschi. È pericoloso, è fatto solo di propaganda populista, attacca il capogruppo Dem al Senato Francesco Boccia. Il centrodestra invece lo difende. Per la sinistra, sottolinea il sottosegretario Andrea Del Mastro, il decreto restringe spazi di libertà, occupare abusivamente case di terzi indifesi, bloccare treni per ordine di madre natura, distruggere istituti penitenziari, aggredire forze dell'ordine non sono spazi di libertà, ma di criminalità, e noi vogliamo restringerli senza se e senza ma.
Riscusarà può anche in modo che nessuno manifestate contro i customi. Svolta in Vaticano, il Papa tende la mano al cardinale Becciu, quindi tutto Zucchiti prima è diventato Becciu, è come Papa Nuovo, manera di vacche nuove. Il porporato sardo ricevuto da Leone. L'incontro è andato molto bene. Oh yeah. Questo mi pare che sia cominciando a scoprire questa scarta. Madre intenzionale, il Viminale insiste per la cancellazione. Il Ministero dell'Interno tiene il punto sulla vicenda dei bimbi con due mamme e a Padova, dove il sindaco ha registrato finora 53 atti anagrafici con doppio cognome, resiste anche alla recente sentenza della Consulta, che ha invece dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato all'estero con la procreazione assistita. Con sentenza, i supremi giudici hanno convinto la Procura Generale di Venezia a ritirare l'impugnazione degli atti, e cioè praticamente una essa mamma che viene praticamente fecondata artificialmente, esatta la seconda, este la mamma intenzionale e viene riconosciuto da essere mamma de suo piccino nascito. Ma. Il TAR stop al Viminale per gli affitti brevi, ritorna il self-check-in, l'abbiamo già visto questo. Simulato un attacco su vasta scala a Teulada, in azione 4.000 uomini, cioè in Teulada bessa guerra che ne va in guerra, noi siamo sempre in guerra. Si è conclusa la Joint Stand 2025, la più importante esercitazione della difesa, e per noi esiste di attacco, di offesa. Politica internazionale, la fama di Gaza, assalto al centro degli aiuti. La folla si è buttata sul cibo, accatastato in attesa dell'avvio della distribuzione. Situazione drammatica, mentre a Washington si cerca di aprire un negoziato con Israele e Hamas. È chiaro che l'assente commenteste in questa situazione se non viene distribuito su Mannico l'assalto è immediato. Parolin, situazione inaccettabile, il Vaticano in campo, fermare i bombardamenti a Gaza, la cui situazione è ormai inaccettabile, e fare di tutto per porre fine alla tragedia di quella popolazione. Questo è Parolin a nome del suo Papa. Trump, nada, Putin gioca col fuoco. Putin giocando fa che non balla lui. Merz minaccia missili a lunga gittata per Kiev. Vladimir Putin sta giocando col fuoco. Attraverso il suo social Truth e ricorrendo al consueto punto esclamativo, Donald Trump lancia un avvertimento al leader russo dopo averlo già accusato di essere impazzito per il fatto di continuare i raid sull'Ucraina. Che il presidente Trump dica qualcosa o no, la Russia garantirà la propria sicurezza, afferma il Cremlino, tornando a sostenere che i bombardamenti prendono di mira solo obiettivi militari, in ritorsione per i massicci attacchi di droni ucraini nelle ultime settimane sul territorio della Federazione. Il nostro presidente ha dichiarato che nessuno può usare i droni per creare problemi qui in Russia. Se lo fate sarete puniti. E vabbè. Oh yeah. Studenti stranieri, stop ai colloqui. Questo è Trump in America, che praticamente a chi ha che demanda di entrare in America viene controllata vita, opere e miracoli, viene di suo social, poi scrive este contrario a sa politica di Trump. L'amministrazione avvia anche le verifiche sui social. Attenzione ai profili social. L'amministrazione Trump sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani all'estero di sospendere i colloqui con gli studenti che richiedono il visto
per iscriversi alle università a stelle e a strisce. Ma il nuovo affondo, contenuto in un cablogramma del segretario di Stato Marco Rubio, ottenuto da Politico, sarebbe solo il preludio di una stretta più severa, con verifiche che potrebbero includere anche i controlli sulle attività in rete dei richiedenti iscrizione alle università americane. E quindi controllo tipo la Stasi che vidi prima in Germania dell'Est. Tancamos los 19 de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. Ponemos la sigla. Intanto buonadì a Ciriaco e a Elena che hanno salutato educatamente. A mentre vedere di buon a tutto da Bizzi TV, adioso e mentre la frase.